tenuta in una piazza dei Signori blindata la cerimonia per i 71 anni della Repubblica Italiana. A sfilare le forze civili e militari impegnate nella pubblica sicurezza e sul palco i maggiori rappresentanti delle istituzioni patavine. Viene data lettura del comunicato inviato dal presidente Sergio Mattarella ai prefetti e poi prendono la parola il commissario straordinario dei viaggi, il presidente della provincia Enoch Soranzo e la sottosegretaria all'ambiente Barbara Degani. Tutto si è svolto senza intoppi e le minacce di un attentato fatte nei giorni precedenti si sono rivelate inconsistenti. Tuttavia nella mattinata è stata bonificata l'intera piazza con l'aiuto dei cinofili e delle unità artificiere. Per le minacce dell'attentato fatte attraverso una TV locale è stato riarrestato un detenuto del carcere Due Palazzi che da dentro la propria cella aveva effettuato le chiamate. Al termine della cerimonia in piazza si è tenuta presso Palazzo della Ragione la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica presieduta dal prefetto. Noi tutti siamo res publica, a cui facevo riferimento in apertura, deve essere non un vuoto e sterile slogan, ma una concreta e attiva realtà. La Repubblica Italiana, con il suo sistema giuridico, ha una solida spina dorsale e ha in sé tutte le risorse necessarie per uscire definitivamente dall'impasse. Non dimentichiamo che l'Italia è un paese forte, che gli italiani sono un grande popolo, un popolo forte. Viva l'Italia, viva la Repubblica!